con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata a una targa, dammi una speciale estate che avanza, dammi una vespa e ti porto in vacanza, ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, sei una vespa speciale che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, sei una vespa speciale che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una vespa, una donna non ho. Ho una vespa domenica e già, e una vespa mi porterà. Fuori città. Fuori città, fuori città. Fuori città, fuori città. Esco di fretta dalla mia stanza, a marce ingranate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa. Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Sei una Vespa speciale che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una Vespa, una donna non ho. Ho una Vespa domenica e già, e una Vespa mi porterà. Mi porterà. Fuori città. Fuori città. Fuori città. Ed era il 1999 quando Cesare Cremonini e compagni, i Luna Pop, ovvero sia, entravano nella leggenda con questo pezzo che spopolò da tutte le parti. 50 special, ieri abbiamo cominciato con la Lamberetta, oggi cominciamo con la Vespa, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 30 di luglio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Spesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, il liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, videopillole e molto molto altro ancora. Allora, noi cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo le nostre coordinate, 340-670-9659 se volete intervenire
attraverso la zappa o il WhatsApp, oppure 0292947222 quando lo dirò io, per intervenire attraverso il telefono. Orbene, noi cominciamo. Io voglio salutare i due Simoni in plancia comando che mi permettono di arrivare fino alle vostre orecchie, e cominciamo con il primo faccia a faccia di questa mattina. L'attualità resta comunque al centro della nostra capitaneria, malgrado l'estate e il momento incitino a essere un po' goliardici. Lo saremo nel finale. Difatti oggi il mercatello è dedicato a alcune pubblicazioncelle, come diceva Mario Marenco nei panni del colonnello Buttiglione, che sono anche in tema con il secondo faccia a faccia di oggi, corna vissute. Parleremo infatti del caso Raoul Bova, ma adesso parliamo invece di cose più importanti, diciamo molto più gravi, perché in Val Susa è riesplosa la violenza dei Notav e la Valle non fa altro che subire questi assalti di gente che peraltro non sa nemmeno dove si trovi esattamente sulla cartina d'Italia. Io ne ho parlato con Lorenzo Morello, giurista d'impresa, ma qui nelle vesti di Val Susina, quali sono tra l'altro parte delle sue radici, e state a sentire che cosa sta succedendo da quelle parti. Ragazzi, andate pure. E allora io oggi qui a Capitaneria di Porto ho il piacere di ritrovare una gradita ospite che spesso, insomma, non proprio spesso, però ogni volta che viene è sempre un grande piacere, un grande onore. Questa ospite che viene a Zoom e oggi a Capitaneria di Porto è Lorenzo Morello, giurista d'impresa, che stamattina però interviene per una lettera che mi ha molto colpito, che è uscita su Italia Oggi del 29 di luglio, perché Lorenzo Morello parla stavolta da Val Susina, parlano le sue radici, e racconta questa nuova esplosione di violenza Notav che c'è nella Val di Susa, e lei dice delle cose anche abbastanza gravi, cioè da tempo questi manifestanti raggiungono con l'alta velocità la valle fin dal profondo sud o dal nord-est, con le bandiere arrotolate negli zaini, salendo su un italo o una freccia per protestare contro l'opera. Non si può quindi non concordare con chi propone, alla luce dei fatti e delle violenze, di vietare l'organizzazione a Venaus di un festival, quello cosiddetto dell'Alta Felicità, che ha come unica reale finalità di riunire da tutta Italia chi si oppone a un'opera che il Parlamento per ben 2 volte ha votato come strategica e di interesse nazionale. Il Parlamento è l'unico organismo che rappresenta la volontà popolare. I Notav, la cui maggioranza sono persone che la Val Susa non saprebbero nemmeno collocare sulla cartina e non l'avrebbero mai conosciuta se qualche partito non avesse pagato loro il biglietto per raggiungerla, con la loro violenza di democratico ha poco o nulla, visto che nessuno li ha fermati prima. Il governo delle grandi opere, oltre al ponte sullo stretto, si ricordi della ferrovia verso la Francia. È una bella tirata di orecchie, però mi sembra anche abbastanza motivata, perché se non sbaglio in Val Susa, per esempio, ormai la gente tende a vendere le seconde case, a disfarsene. Che cosa sta succedendo, Lorenza? Allora, anzitutto facciamo una doverosa premessa, perché ho già ricevuto molti commenti su questo articolo appunto apparso su Italia Oggi, e ringraziamo pubblicamente l'amico Gianni Macheda che accoglie le mie invettive quando gliele mando, gliele inoltro. Io sono, ora dici Valsusine, parte della mia famiglia era Valsusina, io sono cresciuta in Val Susa, quindi conosco molto bene il territorio, cosa che invece molti che hanno replicato al mio articolo non so che non sanno appunto geograficamente dove inizia e dove finisce la Valle di Susa, e quindi pregherei chiunque volesse intervenire su un dibattito così increscioso di farlo nel merito, come peraltro bisognerebbe avere il buon costume di fare in qualsiasi argomento della vita. Ciò detto, io non sono mai stata a prioristicamente favorevole o contraria all'opera in sé, nel senso che molte rimostranze che sono state sollevate in modo anche civile e garbato all'inizio, ad esempio che la tratta dunque la Val Susa è una via di transito e di passaggio che collega il Piemonte alla Francia. È una
parte di Piemonte che ha sempre vissuto sul commercio. La Val Susa appunto si chiama così perché la cittadina maggiore di quella zona del Piemonte si chiama Susa, e Susa è sempre stato un grande centro di interscambio dove già in epoca post-medievale i viandanti arrivavano a Susa per la fiera d'autunno, la fiera di primavera, quindi luoghi di valico che come sempre favorivano lo scambio delle merci. Su questo la Val Susa ha sempre fatto e costruito la propria economia e poi la propria ricchezza, e poi ovviamente, essendo una parte alpina molto favorevole per chi vuole fare d'estate delle camminate e d'inverno sciare, si è poi sviluppato il turismo. La questione della TAV, in realtà, quindi quando si parla di TAV si parla di una ferrovia tra Torino e Lione, oppure nuova linea Torino-Lione. Sì. Che cos'è? È un'infrastruttura, perché anche qui si parla di TAV e poi non si entra mai nel merito di che cosa stiamo parlando. È un'idea che è nata a partire dagli anni 90 ed è stata in fase di progettazione e realizzazione dagli inizi dell'anno 5 programma di reti transeuropee all'interno della quale è stata inserito questo progetto della TAV. E in che cosa consiste? Consiste in una linea ferroviaria internazionale di 235 chilometri dedicata al trasporto delle merci e delle persone tra Torino e Lione, appunto. Un progetto che andrebbe ad affiancare con delle caratteristiche più avanzate la linea esistente che transita attraverso il traforo ferroviario del Frejus, quelli che molti conosceranno, perché chi vuole andare a sciare in Francia partendo da Torino fa appunto il valico del Frejus, e che è stato chiuso anche lo scorso anno a seguito delle inondazioni che ci sono state a Bardonecchia. Ciò detto, come ho avuto modo di spiegare, la TAV riguarda due stati, l'Italia e la Francia. Le eccezioni che venivano sollevate sono: la rete ferroviaria attuale, così come la rete autostradale, non sono sfruttate appieno. Eccezione plausibile e assolutamente verosimile. Il problema, che però dall'altro lato è stato spiegato molto ampiamente dagli ingegneri, era che per potenziare la rete ferroviaria esistente, quindi quella che collega Torino alla Francia, sarebbe stato necessario un dispendio di energie per il quale tanto valeva fare una rete più moderna. Ma una rete moderna studiata negli anni 90, che avrebbe dovuto iniziare nel 2000, a 25 anni dopo è ovvio che il progetto risulta vetusto, perché un'altra delle eccezioni del movimento NOTAV era all'inizio: quando verrà ultimata sarà vetusta. Allora, intanto ragazzi, a questo punto la vetustà è colpa vostra, perché siete voi che, dopo che per 2 volte il Parlamento, a livello democratico, perché qua dobbiamo metterci d'accordo, quando passano le leggi che vi piacciono, il Parlamento è espressione di democrazia; quando passano le leggi che non vi piacciono, in Parlamento votano le minoranze. Piacciono o non piacciono, se il Parlamento è espressione della volontà popolare, perché i rappresentanti che ivi siedono sono eletti dal popolo, allora qualsiasi votazione deve essere derelato, definita come democratica. Il Parlamento per 2 volte si è espresso favorevolmente, dicendo che quella era un'opera strategica. Strategica perché? Perché l'Italia vive di commercio e di economia, e qualsiasi infrastruttura è vitale per il nostro paese. Voi l'avete bloccata, ma non avete solo bloccato un'opera che per 2 volte è stata valutata come strategica, avete bloccato un'intera valle. Perché? Che cosa succedeva, Antonino, e che cosa continua a succedere in questi anni? Che chi vuole andare in Val Susa partendo da Torino perché ha una seconda casa, o semplicemente perché magari si muove per lavoro o per i più disparati motivi, spesso e volentieri trovava l'autostrada chiusa, con i mezzi antisommossa fermi sulle strade, perché c'erano questi incendiari che una volta si arrampicano sui tralicci, una volta lanciano le bombe carta, una volta lanciano i sassi sull'autostrada dai cavalcavia o da sopra le gallerie. Questa non è civiltà, questa non è protesta. No, questa è barbarie. Questa è barbarie e vandalismo. Purtroppo, tu sai che io parlo senza appartenenze politiche e sfido chiunque a dimostrare il contrario, perché io non ho mai avuto la tessera di nessun partito e, nonostante le molte richieste, non mi sono mai neanche candidata per nessuna frangia politica, ma parlano i fatti. Queste violenze hanno sempre una matrice comune, che va a sfociare molto spesso nelle frange estreme della sinistra, per poi non dire ai sindaci
PD della Valle e ultimamente anche i sindaci 5 Stelle. Quali erano le eccezioni dei 5 Stelle? Inutile andare a costruire ovunque nelle città quando ci sono delle strutture pubbliche non utilizzate. Questa è una mozione che ho sempre trovato ragionevole. Peccato che però poi andiamo a chiedere a Sala, che non mi sembra un sindaco di destra, ma forse mi sbaglio io, l'abusivismo edilizio che è stato fatto a Milano con tutta la sua cricca di amici che abbiamo scoperto eterodirigevano il sindaco dall'esterno, quale bandiera politica porta. E perché in quel caso il PD tace, quando invece si parla di una struttura e di un'infrastruttura strategica che purtroppo in questo momento va a ovviare a un problema gravoso, cioè il fatto che l'autostrada Torino-Bardonecchia, che è quella che passa, per chi non fosse del luogo, sulla stessa tratta dove andrebbe a passare la TAV, quindi la nuova linea tra Torino e Lione, è un'autostrada vecchia, per molto tempo è stato e forse lo è ancora una delle tratte di strada più costose d'Italia ed è un'autostrada pericolosa. È un'autostrada pericolosa anche perché è spesso intasata dal traffico merci su gomma, che la TAV andrebbe a ovviare. Allora, quando si è pro o contro una soluzione, bisogna poi ragionare nel merito di questa soluzione. E ragionare nel merito per quanto riguarda la TAV significa anche parlare di che cosa significa quella parte d'Italia, di che cosa significa quella parte di mondo, se no si parla del nulla. Certo. Un'altra eccezione che viene fatta è, e ho sentito lo stesso Travaglio che più volte si è espresso dicendo sarebbe un'infrastruttura nuova dove ci sarebbe una discrepanza sociale perché sarebbe a discapito di molti per l'introito di pochi. Beh, qui abbiamo scoperto l'acqua calda. Abbiamo forse scoperto che quando si fa un'opera pubblica molti sono quelli che marginano su quell'opera a livello di appalti, a livello di concessioni e ovviamente poi c'è una parte di popolazione che magari sarà privata di un esproprio di un terreno perché c'è un esproprio per pubblica utilità. Ci saranno altre cose di questo genere, ma non è che sia la TAV che crea questo problema. Questo è un problema nazional popolare conosciuto, che si parli del ponte sullo Stretto di Messina, che si parli della Salerno-Reggio Calabria, che si parli di qualsiasi altra opera fatta o tentata di fare o iniziata e mai conclusa in Italia, purtroppo è sempre così. Ma la risposta, caro Travaglio, cari amici dei 5 Stelle, non è non fare le cose. Appunto. La risposta è fare le cose nel modo adeguato. La risposta è regolamentare le cose, avere trasparenza sull'uso dei fondi, perché non pensiate che se noi mettessimo adesso sulla bilancia dello Stato quello che ci è costato riparare i danni creati da questi facinorosi, riparare il danno creato ai comuni dell'Alta Valle che perdono ogni anno turismo perché la gente non ci vuole più andare perché è stremata. Questo era il primo weekend di grande esodo italiano, tutte le autostrade d'Italia erano intasate dal traffico, ma comunque c'era gente che si spostava per raggiungere una località o per tornare dai parenti e la Torino-Bardonecchia è stata messa a ferro e fuoco. Ma il danno a quei commercianti, chi glielo ripaga? Bella Ma il danno domanda. alle persone che si sono trovate il mezzo danneggiato, chi glielo ripaga? Già. E perché a queste persone deve essere consentito tutto? Se la sono presa con la Meloni, molto facile prendersela con la Meloni in questo momento, ma c'è un problema. E appunto parlo da persona che ha origini valsusine e che ha abitato in Valsusa. Amici all'ascolto, non c'è mai stato nessun governo, né di destra né di sinistra, che li ha bloccati, questi qui. E perché non li hanno bloccati? Perché vi piaccia o non vi piaccia, alla fine dalle frange facinorose i partiti politici attingono voti e quindi non hanno mai fatto una repressione nel vero senso della parola, perché sennò ci voleva molto poco a fermare questa gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Perché appunto parliamo di un tratto di strada facilmente identificabile e le persone alla fine gli dai il DASPO o comunque li individui e se ne punisci 3 in modo esemplare il quarto non arriva più.
e non è fascismo. Si tratta di far rispettare le leggi in uno Stato democratico che vuole essere democratico e dove una maggioranza della popolazione ha optato per scegliere, per dichiarare un'opera strategica, non si può, sono oltre 30 anni di lotta. Questo diventa inaccettabile. I costi di questi ritardi andrebbero fatti pagare alle persone che vanno a protestare. E il famoso Festival dell'Alta Felicità, dove mi hanno anche invitato a parlare un paio di anni fa, mi avevano chiesto, in occasione del libro che avevo scritto, che è un ebook gratuito, No Taxation Without Representation, uno dei rappresentanti del Festival dell'Alta Felicità mi aveva chiesto di andare a parlare in quanto persona moderata che conosce la valle. Sai perché non si è tenuto quell'incontro? Perché il giorno prima c'era stato un ennesimo attacco a Venaus e quindi il Festival dell'Alta Felicità il giorno dopo è stato sospeso. Quest'anno chi è andato dopo i fatti di sabato a parlare? Ilaria Salis e Patri Zacchi. E Ilaria Salis dice di aver capito come si resiste in galera dai resistenti della Val di Susa. Allora la Val di Susa, purtroppo anche la Bassa Valle, e non si offendano gli amici all'ascolto e anche se si offendono me ne farò una ragione, è sempre stata conosciuta, buonanima di mio padre lo ricordava sempre, il grosso del movimento dei brigatisti, quando a Torino andavano a gambizzare davanti alla Fiat, i giacimenti di armi e le persone arrivavano dalla Bassa Valle di Susa, che purtroppo per motivi politici e per motivi di resistenza è sempre stato un luogo dove queste persone si annidavano. Probabilmente ci sono i figli o i nipoti di questo pensiero caldo che adesso, non avendo più nessuno da gambizzare perché la Fiat ha chiuso i battenti, hanno deciso di fare di questa lotta la loro lotta, ma rimangono una minoranza purtroppo, perché tutto il resto delle persone che arriva in Val Susa, come dico in questo articolo apparso su Italia Oggi, arriva con l'alta velocità, e già questo è un paradosso, perché tu vai a protestare per un proseguimento della linea dell'alta velocità sulla tratta Torino-Lione, ma per arrivarci da Reggio Calabria o dal Veneto cosa fai? Prendi Italo o le Frecce, quindi ti servi di quello stesso tipo di infrastruttura che stai andando a boicottare per raggiungere un luogo che neanche sapresti dov'è, ed è stato comprovato che i biglietti molto spesso non sono pagati dagli utenti che prendono il treno, quindi ci sono delle forze politiche o delle forze trasversali che nutrono questo movimento affinché abbia sempre la linea per poter andare avanti. Bisognerebbe andare a indagare una volta per tutte quali sono i motivi reconditi per cui questa lotta va avanti, e aggiungerei una cosa che ci sta rendendo lo zimbello d'Europa, perché la parte francese, visto che come ho detto la tratta è Torino-Lione, è stata ultimata da anni. La nostra tratta invece, ogni volta che procedono di un metro devono andare, parlo ovviamente metaforicamente parlando, cioè dico metaforicamente parlando, devono retrocedere di 10 perché ci sono questi che buttano giù le staccionate, saltano i tralicci, buttano giù i mezzi dalle scarpate e anche questi poveri operai non possono andare avanti se non a rischio della propria incolumità. Tutto questo non è civiltà, non è resistenza. Voi usate la parola resistenza a sproposito, non confondiamo la resistenza con la violenza. Siamo d'accordo, anche perché non mi pare che in questo paese si siano susseguiti dei governi nazisti o nazifascisti, quindi bene o male abbiamo avuto 80 anni di democrazia, grazie a Dio, ma a questo punto la domanda dal sapore leninista resta sempre quella: che fare? Cioè militarizzare tutta la valle? Che poi vedi, mentre tu parlavi mi sono ricordato di una cosa. Anche nei primi anni 70, quando la Fiat si mise in testa di far costruire questa autostrada per portare la gente a Bardonecchia e così via, al Sestriere, il dibattito nella valle, se mal non ricordo, tu mi puoi ampiamente correggere, il dibattito nella valle fu: no, fanno l'autostrada toglierà il traffico di camion e di automobilisti sulla statale, quindi noi ci impoveriremo, è un motivo per il quale non dobbiamo essere a favore dell'autostrada. Cioè alla fine sono corsi e ricorsi storici, gli stessi corsi e ricorsi di quelli che dicono vabbè, fate il ponte sullo stretto, però in Sicilia dobbiamo sistemare le ferrovie, che è lo stesso che si leggeva sull'Unità: fate l'autostrada del sole, ma la viabilità per i ricchi sarà così e la viabilità per tutti fa schifo. Allora, visto che la storia non insegna niente in questo paese, che si fa?
Ma è la stessa cosa di quando nei piccoli centri urbani devono chiudere una via per renderla pedonale, c'è sempre, no, la sommossa dei commercianti che dicono: ah, se non passeranno più le macchine davanti a noi non lavoreremo più, e invece possiamo, con una ottica un po' diversa, beneficiare tutti di queste aree pedonali che si ricreano nelle città, dove le persone più piacevolmente vanno e magari riescono anche a vedere le vetrine senza rischio di essere investiti. Ma ogni volta ovviamente c'è sempre quello che come era bello quando come si stava meglio quando si stava peggio, o, per citare un tuo conterraneo, bisogna che tutto cambia finché tutto resti uguale. Che cosa si fa? Bisogna procedere a questo punto in modo spedito e con, mi dispiace dirlo, ma un pugno un po' più severo, perché abbiamo visto anche nel Tribunale di Torino i processi ai notav, ci sono anche stati esponenti del cosiddetto pensiero radical chic, che non faccio qui i nomi per non incorrere in problemi, ma sarà facile andare a vedere quali scrittori e quali sedicenti filosofi si sono detti a favore della lotta notav, con delle dichiarazioni al limite del ridicolo, no? Però ci sono sempre stati questi capobastone, sempre della stessa parte politica, ai noi, e come dico, non lo dico per partito preso, perché io di partito diversamente da loro non ne ho, quindi io diversamente da loro non prendo i soldi da nessuno, parlo fin troppo liberamente, mi viene detto ogni tanto, però così è. Mia madre, che è qui che mi sente, se ne fa una ragione, fa un po' di smorfia, mi c'è l'ascolto, ma ormai alla mia vetusta età non può che prenderne atto anche lei, che mi dice sempre: chi te lo fa fare? Me lo fa il modo in cui mi avete cresciuta e mi avete educata, che se dico una cosa la dico per quella che è. È vergognoso vedere dei sindaci che sfilano con la fascia tricolore per le strade insieme ai protestanti, perché laddove i protestanti e la protesta diventa violenta non è ammissibile che un sindaco di una cittadina, di una valle che vive sul commercio e che deve rappresentare tutti, sfili in qualità di primo cittadino. Potremmo ancora discuterne se va a sfilare come privato, ma che dei sindaci di quella parte politica scendano in strada con la fascia tricolore, se io fossi residente in uno di quei comuni, e gli amici all'ascolto valsusini sanno benissimo di quali comuni sto parlando, di quali sindaci sto parlando, io farei comunque una rimostranza a livello sicuramente consigliare o di assemblea comunale. Ciò detto, quello che bisogna fare è progredire e portare a piè spedito quest'opera a compimento, perché altrimenti il danno economico per il paese, oltre ad essere aggravato dai danni che queste persone ripetutamente arrecano e che gravano sulle casse della regione, sulle casse dello Stato, sarà appunto uno Stato, il nostro, che continuerà a rimanere indietro, perché senza infrastrutture nessun paese può crescere, men che meno una valle, un territorio che, come ho detto, ha sempre fatto del commercio la propria linfa vitale. Ecco, è meglio, non si poteva dire. Allora Lorenza, insomma, l'augurio è che in qualche modo quest'opera si faccia e si giunga a una conclusione. Nel frattempo tu invece che cosa farai? Nel frattempo io terrò ovviamente l'animo sempre desto e sarò sempre a disposizione del mio grandissimo amico Antonino Danna, professionista d'eccellenza, per discutere con te tutta l'estate di qualsiasi tema tu vorrai trattare. E con questo io arrossisco e ti ringrazio. Grazie a te e grazie ai nostri amici di Radio Libertà. Viva la libertà! Sempre. Qui Parlamento. E allora alle 11:10, scusandomi per il ritardo perché le signore non si fanno aspettare, voglio salutare l'onorevole Giovanna Miele. Buongiorno e ben trovata. Buongiorno a voi, bentrovati. Eccomi allora, qui. ben trovata, mi scuso ancora per il ritardo. Onorevole, ordunque, è estate, tempo di stare all'aria aperta e magari fare sport. Cos'è questo DL Sport che si muove nei meandri del Parlamento? Allora, guardate, io sono molto orgogliosa, molto soddisfatta del lavoro che stiamo portando avanti in tutti i settori di interesse nazionale e non solo,
ma il decreto sport sicuramente è uno di quei decreti che ci rende fieri del lavoro che stiamo portando avanti, perché finalmente parliamo di un decreto che inserisce nel suo testo la parola grandi eventi, perché l'Italia è grande e merita che grandi eventi vengano portati, vengano svolti, ma soprattutto con orgoglio portiamo la Milano Cortina, portiamo l'America's Cup a Napoli, portiamo i Giochi del Mediterraneo a Taranto, e in questo decreto abbiamo in qualche modo raccolto tutte le iniziative e tutti gli leader che accompagneranno questi grandi eventi. Non solo si parla di infrastrutture, di rete ferroviarie, di tutela del lavoro delle forze dell'ordine, di antifrode in questi eventi, ma soprattutto abbiamo lavorato in sinergia con i ministeri affinché anche il Ministero dell'Istruzione, con il suo ministro Valditara, abbia potuto dare il suo contributo attraverso ampliamento dei PCTO, quindi di tutte quelle esperienze dirette per i ragazzi che accompagneranno il loro lavoro all'interno delle scuole con il loro apprendimento diretto durante questi eventi. E non solo, abbiamo fatto in modo che tutte le opere che stanno già in fase di partenza e che quindi saranno utili allo svolgimento di questi eventi poi rimarranno patrimonio di quei territori che verranno investiti di questo. Quindi è proprio vero che questo è il governo che ha portato lo sport in Costituzione, perché ci crede nel valore sociale, nel valore economico, del collante nello sport, perché la società diventi una società, la società del benessere, e quindi eccoci pronti alle grandi sfide. Ecco, questa è la cosa più importante. Senta, più o meno che riscontri ha avuto questo disegno di legge? Beh, guardi, da parte delle opposizioni abbiamo avuto attacchi feroci e strumentali, devo dirlo. A me non piace lavorare politicamente in una dialettica destra contro sinistra, non è nel mio modo di essere, ma abbiamo trovato molta difficoltà nel portarlo a compimento, a votazione, proprio perché siamo stati attaccati senza sosta dalle opposizioni, senza un motivo effettivo, senza un lavoro di costruzione, soltanto perché abbiamo rubato sport, cultura a temi che sono sempre stati, secondo le opposizioni, di loro gradimento, ma anche di loro campagna politica. Beh, effettivamente noi ci stiamo lavorando senza fare proclami, ma a testa bassa. Quindi l'abbiamo dovuto votare ieri invece che giovedì, proprio perché abbiamo avuto lavoro serrato sia in commissione che in aula. Certo. Senta, oggi è il 30 di luglio, ci avviciniamo insomma al periodo caldo dell'estate, che sarà anche periodo di feste, di partito e così via. La politica prenderà un pochettino di respiro. E questo è il periodo della frase famosa: ne parliamo a settembre. Di che cosa dobbiamo parlare a settembre, onorevole? Allora, mi permetto di dire che noi politici non andiamo in ferie mai, perché se è vero che sospendiamo i lavori in aula, è anche vero che i lavori sul territorio non si fermano, quindi è chiaro che noi non ci fermiamo, abbiamo tantissime cose da portare avanti, sicuramente il tema economico, il tema delle infrastrutture. Io devo ringraziare, perdonatemi, Matteo Salvini per il grande lavoro che sta facendo in tutta Italia nel far ripartire i cantieri, quindi abbiamo in previsione tantissimo da fare. Nel mondo dell'istruzione abbiamo a settembre tantissime missioni in ruolo, tantissimi interventi che partiranno. La settimana scorsa è stata incardinata la mia proposta di legge per il cambio del nome all'insegnante di sostegno a insegnante all'inclusione,
quindi di lavoro ce n'è tanto e sicuramente saremo ancora più pronti, perché l'Italia sta vedendo finalmente una ripresa dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista anche del cambiamento culturale che stiamo portando nel Mezzogiorno, quindi penso che ripartiremo più carichi di prima, ma non ci fermiamo. E questa è la cosa più importante. Onorevole, io la ringrazio molto del suo tempo e della sua disponibilità e al piacere di risentirci presto allora. Assolutamente, buon lavoro a voi e buona estate. Buona estate anche a lei, grazie. Qui Parlamento. E adesso, bella gente, alle 11:16 minuti e 35 secondi, noi passiamo al secondo faccia a faccia di oggi, introdotto da una canzone di Gianna Nannini del 1986, Bello e impossibile. Ma chi sarà mai questo bello e impossibile? Raoul Bova, che, come sapete, è finito, diciamo, al centro di questo scandalo. Verrebbe per citare un film di Truffaut, non drammatizziamo, è solo questione di corna. E sapete, no, quei messaggi, francamente, io li ho trovati, ve lo giuro, ha telefonato il mio diabete, quando li ho letti e ha detto: guarda che è venuto il diabete pure a me. Com'è? Buongiorno creatura magica, sei tutta nei miei occhi, quella roba là. Scusate, io devo tirare a questo punto in ballo i miei compagni di misfatto. Scusate voi due Simoni, ho una domanda per voi. Ma voi avete mai tentato di abbordare una ragazza scrivendo una roba del genere? E se sì, quanto vi siete vergognati? Chi mi risponde di voi due? C'è un silenzio eloquente. C'è un silenzio eloquente. Ecco, assodato che appunto... No, eccoci, io non l'avrei mai fatto, poi non so Simone, ma penso proprio di no. Ecco, direi grazie per aver parlato per tutti e due. Io vi giuro ho provato un cringe totale. Vabbè, a parte questo, appunto, bello e impossibile, e poi ne parliamo con chi? Con Valentina Tarricone, che è general manager della Tarricone Investigazioni, 3 generazioni di investigatori privati che si occupano anche di corna, visto che peraltro d'estate sono la richiesta più impellente. Ma poi saranno davvero corna effettive, consumate, anzi, per citare una nota pubblicazione, corna vissute oppure no? Prima ci sentiamo Gianna Nannini con Bello e Impossibile e poi state a sentire che cosa mi ha detto Valentina Tarricone. Andate pure, ragazzi. Bello, bello e impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello e invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei. Bello, bello e impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello e irraggiungibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Non conosco la ragione che mi spiegherà perché non voglio più salvare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città e se vuole batte forte non si fermerà. Nasce così e all'attenzione che è così. Tra le tue mani scoppia il fuoco che mi brucerà e che non voglio più salvare, ma questa è la verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire, con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello incredibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare.
girano le stelle nella notte ed io ti penso forte, 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 ti vorrei, sì. Mi sconvolge l'emozione e non so perché. Oltre il bacio della folla vedo solo te. Mentre corro nel tuo sguardo sotto la città. Io non voglio più mi arrendo. Chi mi salverà? L'amore nasce così. E l'alba il sole ti dirà che è così bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale, bello, bello invincibile, con gli occhi neri e il tuo gioco micidiale, scoppia nella notte il sentimento. Sento forte, 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 ti vorrei, sei bello, bello impossibile, con gli occhi neri, bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare, bello, bello impossibile, con gli occhi neri. Bello e irraggiungibile sei. Bello, bello e impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello e invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Bello, bello impossibile. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E allora, la mia gradita ospite di oggi è Valentina Tarricone, General Manager di Tarricone Investigazioni, avvocatessa e soprattutto terza generazione di investigazioni private, perché ha cominciato il papà, che era un ufficiale dei Carabinieri negli anni 70, correggimi se sbaglio. Tutto giustissimo. Ecco, cara Valentina, allora, corna vissute è il tema... è il tema della puntata. Stiamo parlando di Raoul Bova che si è visto, lo possiamo dire, sputtanare davanti a popolo e paese. Ciao, splendida creatura dagli occhi dolci, non so come, per questa fuga di messaggini, insomma, con questa ragazza con cui non si capisce bene se avesse un'affettuosa amicizia e così via, e poi non ce ne frega granché niente. Però tu poni giustamente un problema: come difendere la propria privacy? Perché voglio dire, la Costituzione stessa garantisce la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni. E ora? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a te e grazie anche per questo invito, per farmi dire insomma un po' quello che penso. Allora, io sono abbastanza sconcertata da quella che è la gestione di questa diciamo situazione, di questa notizia, perché è un normalissimo tradimento, scusami, passami la parola normalissima, no? Tra un moglie e marito che evidentemente già da un po' non andavano più d'accordo, avevano i loro problemi ed è successo quello che è successo, se effettivamente poi viene confermato. La cosa più imbarazzante è il circolo mediatico che si è aperto, no? Che si è diffuso intorno a questa, tutti quanti che ripostano, compagnie aeree che sfruttano la situazione e
tra l'altro anche delle considerazioni abbastanza pesanti su un attore, Raoul Bova, che ovviamente è, diciamo, colui che ha tradito, e sua moglie, poverina, ha subito il tradimento. Ma come facciamo a dire una cosa del genere? Noi non sappiamo assolutamente come, no? Qual era la situazione tra i due. A livello di privacy, una violazione della privacy, poi abbiamo visto che ci sono altri profili dal punto di vista penale, perché qui parliamo proprio di una diffamazione, quindi è stato divulgato un messaggio privato, scambiato una chat privata tra due persone, è stato divulgato come se niente fosse. E ricordiamoci che questo rientra proprio dal punto di vista, no, della privacy, in un trattamento illecito dei dati personali, perché la voce, quindi questo messaggio, la voce dei due partecipanti ovviamente rientra in quelli che sono dei dati personali, no? Che voglio dire, ci consentono di identificare una persona. Quindi io mi domando e dico, se io, perché poi le persone, no, non hanno conoscenza, che gestisco un'agenzia investigativa e devo adempiere a tutti quelli che sono, no, le norme della privacy, perché anch'io vengo a conoscenza, no, di situazioni particolari, no, situazioni intime tra due soggetti. Ovvio che non mi metto a divulgarle, ma sono poi materiali che consegno al mio cliente e lo posso fare. Quindi questo è anche un modo per chiarire, perché dice vabbè, ma anche voi, perché ho visto anche questi commenti, no? Anche voi riprendete, registrate. Certo che lo facciamo, ma lo facciamo dietro, avendo un'autorizzazione, potendolo fare, sempre sulla base di un diritto da tutelare, non perché vogliamo estorcere del denaro, diventare chissà chi famosi. Quindi quello che più mi colpisce è adesso spero che vengano presi appunto i giusti provvedimenti nei confronti di chi sono i responsabili di questi molteplici reati, perché qui c'è la diffamazione aggravata, c'è la violazione di corrispondenza, c'è la tentata estorsione, ci sono tantissimi profili, poi c'è anche il buon vecchio Corona, no? Che Certo. come si dice, il lupo perde il pelo, ma non il vizio, continua, tra l'altro si fa anche pagare, ho visto in questo podcast, che ha divulgato in questa maniera veramente subdola queste informazioni, questi dati sensibili. Evidentemente avrà degli avvocati, mi auguro che abbiano valutato quali potevano essere poi le possibili conseguenze, però mi stupisce tutto il resto, cioè gente che continua sui social, influencer, a continuare a divulgare questo messaggio, non rendendosi conto della violazione. Certo. Ecco, ma allora a maggior ragione, Valentina, senti, noi come possiamo tutelarci anche a livello di software, qualcosa? Perché tra l'altro in questa società molto spesso leggiamo di spyware che vengono mandati a nostra insaputa sui cellulari e così via, e non è la procura che ce li manda. No, assolutamente. Allora Antonino, io ti vorrei dire, rassicurare e dirti che c'è un modo per tutelarsi, ma ahimè è molto difficile, perché anche qui in questo caso di Raoul Bova si discute su come sia arrivato questo messaggio, no? Come sia arrivato a Fabrizio Corona, se è stato inoltrato, se è stato acquisito, come dici tu, tramite, no, uno spyware che è stato mandato sul cellulare lì della ragazza, della Cerretti, e quindi lì ci sarebbe appunto accesso abusivo, no? Anche ai sistemi informatici, quindi ci sarebbe tutta una serie di altre tipologie di violazione. La verità è che oggi, con la diffusione anche, devo dire, accessibilissima sul web di alcuni strumenti di spionaggio, chiamiamoli così, è molto difficile tutelarsi. L'unica cosa da fare, il consiglio che posso dare io, è non scambiare messaggi via telefono, non usare le chat, e evidentemente utilizzare, se possibile, dei cellulari di vecchissima generazione, oppure, come si faceva una volta, incontrarsi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Prima di lasciarvi alle vacanze del mese di agosto voglio farvi un'offerta davvero straordinaria.
Parliamo di GastroFree. GastroFree in questi giorni sta avendo, chiaramente si mangia qualcosa di più, si esagera un pochettino, però GastroFree si usa tutto l'anno, in modo particolare in questo periodo. Perché? Perché GastroFree è una soluzione alla bava di lumaca, uno sciroppo, non ha controindicazioni alla bava di lumaca, con tutti i principi attivi che ha la bava di lumaca e tutti gli estratti di origine vegetale presenti, quindi un prodotto naturale per coloro che soffrono di iperacidità, che soffrono di reflusso gastroesofageo. Quando mangi qualcosa ti si gonfia la pancia, quando rinunci a mangiare quella cosa che hai sempre mangiato perché non la digerisci, perché ti svegli di notte e continui a bere. Allora provate, perché ormai la cosa è risaputa, è un successo straordinario da 15 anni, GastroFree. Chiamate 030 68 40 408. La bava di lumaca con i suoi principi attivi crea un film bioattivo che blocca l'attacco dell'acidità, neutralizza l'iperacidità, il gonfiore di stomaco, il bruciore di stomaco. Quanto è brutto mangiare un qualcosa e sentirsi quel bruciore alla gola, allo stomaco. Prima di andare a mangiare qualcosa di importante, fate 3 vasettini, 3,59 euro. Cioè, calcolate che questo è un prodotto che ha un valore commerciale, ma lo sapete, di 35-38 euro uno, 59,3, scadenza deve essere 2 anni e mezzo. Però voi abituatevi, fate un investimento sulla vostra salute in maniera naturale. GastroFree, la nostra soluzione alla bava di lumaca per chi ha reflusso gastroesofageo, il bruciore di stomaco, l'iperacidità, gonfiore, fa fatica a digerire. Allora, facciamo una bella cosa. Io non posso farlo per tutti perché è un'offerta che non esiste, però se volete ricevere senza pagare il trasporto, quello non lo pagate. 3 flaconi di GastroFree che poi vi tornerà utile anche a settembre, ottobre, 59 euro. Però chiaramente questo vale per le prime 20 telefonate allo 030 68 40 408. Buona estate! Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. C'è da dirsi qualcosa, incontratevi, altrimenti ve lo dice chi lo fa di mestiere, è molto difficile, non che noi andiamo a spiare assolutamente in maniera illecita, perché noi non lo facciamo, questo è da chiarire perché tantissime persone si rivolgono a noi, voglio spiare il cellulare di mio marito, non si può fare, assolutamente no, quindi noi non lo facciamo. Facciamo l'indagine con gli investigatori privati che seguono la persona, la monitorano, ma non lo facciamo in maniera illecita. Quindi quello che quello che consiglio è evidentemente, se effettivamente uno vuole tutelare la sua privacy, ma in generale, no? Non per far scoprire il tradimento, è proprio evitare, quindi andare un po' alla vecchia maniera e evitare proprio di utilizzare lo strumento cellulare. Evidentemente in questo caso, ritornando al caso specifico, ma come succede nella maggior parte dei tradimenti, perché io ho tantissimi clienti, qui lo dico e qui lo nego, che vengono da me e mi dicono, la prima domanda è: ma lei come mai sospetta di questo tradimento? È perché ho trovato i messaggi sul cellulare. Quindi questa è la prima affermazione. Oppure perché sono riuscita ad entrare nella sua posta e ho visto, perché ho ascoltato, ho messo il registratore che ho comprato, ho ascoltato la conversazione. La mia risposta a questa affermazione è: guardi, lo dica a me, perché qui ovviamente è tutto coperto da segreto, ma non lo dica più a nessuno, perché lei rischia di passare dalla parte del torto, perché comunque siamo in presenza di violazione della privacy. Certo, certamente. Senti, ma quindi anche questo atteggiamento è, anche se io dico no, ma è mio marito, mia moglie, ho trovato il cellulare, questa cosa non si fa. infatti, senti, ma diciamo così, le corna rendono ancora per il mondo dell'investigazione privata, o piuttosto voi oggi lavorate su ben altro? Noi abbiamo sempre lavorato su tutto, anche come tu ben sai, l'infedeltà aziendale, oggi tantissimo su quella che è l'identità digitale, sulle truffe online e tutto quello che poi è collegato. Oggi sì, c'è ancora tantissimo per quanto riguarda le infedeltà coniugali.
come ovviamente si legge, questo proprio il periodo estivo, è il periodo un po' più di richiesta, ma non perché durante l'anno non si tradisca, durante l'anno si tradisce. Assolutamente, quindi non c'è un tradire di più d'estate o tradire in più d'inverno. Il punto è che d'estate c'è più tempo libero, c'è più attenzione in quelli che possono essere i comportamenti del partner e c'è, come dico, più tempo libero per incontrare eventualmente o crearsi l'occasione di vedere il partner. Ci sono le persone che ancora lo vogliono sapere, assolutamente, sia per proprio amor proprio, per la propria relazione, sia anche per tutti quelli che sono poi gli aspetti giuridici della vicenda. Infatti io non mi meraviglierei se magari lì l'attrice, la moglie di Raoul Bora avesse magari incaricato un investigatore privato negli anni passati per scoprire eventuali tradimenti o al contrario. Quindi sicuramente ancora buona parte delle attività investigative di un'agenzia investigativa è fatta ancora dalle infedeltà, sì, assolutamente. Ma il ritratto tipico di chi fa queste cose, qual è? Perdonami che non ti ho sentito. Cioè, il se puoi ritratto ripetermi la tipico domanda. della fedifraga o del fedifrago, qual è? Sì. Sono ricchi, Allora, poveri, giovani, vecchi? No, io dico che allora sicuramente le investigazioni sono accessibili a una fascia di persone medio-alta, perché ovviamente sono dei servizi, è inutile negarlo, molto costosi. Tuttavia impatta chiunque, impatta dalla casalinga alla professionista piuttosto che all'imprenditore. Sicuramente sono persone, perché poi mi sento di dire, come in questa situazione, no, abbiamo visto, parliamo di 2 attori, ricordiamo che anche lei aveva tradito anni fa l'attore, da quello che risulta, ho letto sui giornali. Diciamo che mi sento di dire che non c'è mai un'unica verità e questo dobbiamo essere noi bravi investigatori anche a capire quando ci vengono fatte delle richieste di indagine. Non c'è mai sempre un'unica verità. Sicuramente sono persone che vivono un momento storico della loro relazione ormai molto difficile, quindi carenza di intimità, carenza di attenzioni, problematiche non risolte e molto spesso ci portano a rifugiarci in altre magari persone, no? Ad avere rapporti con altre persone. Non sempre diciamo i tradimenti poi si consumano, nella maggior parte dei casi che seguo io sì, ti devo dire la verità quando mi chiedono ma la percentuale di quelli che poi effettivamente tradiscono quanto è altissima, quando c'è un sospetto quasi sempre fondato, però molto spesso nascono appunto dalla noia, dal fatto di non essere più considerati come un tempo e nella maggior parte dei casi con chi si tradisce? Si tradisce con la persona che è un po' più vicina, no? Dove si passa più tempo, magari al lavoro, quindi il collega, oppure anche l'amico di famiglia o l'amica di famiglia, quindi questi sono secondo me un po' l'identikit del tradito e del traditore, diciamo. Ecco, diciamo così, questo che problema crea anche sui posti di lavoro? Perché immagino che magari qualche datore di lavoro può essere venuto da voi a dire ragazzi ma che sta succedendo? Quello che era un ufficio è diventato una sorta di boudoir. Cioè, capita che arrivino domande del genere? Ma sì Antonino, anche perché hai seguito anche tu il caso lì della kiss cam del CEO e della direttrice delle Sì, risorse umane, appunto. no? Ecco, voglio dire, cioè ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E quello conferma di quello che ti ho appena raccontato, cioè dove si passa più tempo durante, perché noi ovviamente lavoriamo, no? La maggior parte del tempo passiamo al lavoro e quindi gli si creano tantissime situazioni sentimentali, affair sentimentali che poi durano, non durano, vabbè, ma io ne ho viste tantissime. Assolutamente sì, ci sono dei datori di lavoro perché poi ci sono, soprattutto in alcune aziende molto strutturate,
strutturate, ci sono proprio delle policy aziendali che non è che vietano, no? Ma consigliano di non avere determinati rapporti, perché pensiamo magari cosa può succedere tra due che sono amanti e che hanno delle funzioni anche rilevanti, che poi decidono, no, di lasciarsi, questi magari non si parlano più, quindi non si mandano nemmeno l'email di lavoro, oppure c'è tensione durante i meeting, quindi questo può effettivamente creare delle difficoltà sul normale svolgimento dell'attività lavorativa, perché ovviamente si è presi da questa situazione, quindi al primo posto si mette la relazione con l'amante piuttosto che il lavorare, e quindi la produttività di queste persone diminuisce, e quindi effettivamente succede. Richieste, ti devo dire, da parte dei datori di lavoro in questo senso non ne abbiamo avute, perché cioè non dirette, no? Perché non è il nostro raggio di azione, cioè noi potremmo, ci è capitato invece di magari dover indagare su un soggetto infedele per altre motivazioni, no? Per l'assenteismo, e di scoprire che in realtà aveva una relazione con un collega. Questo l'abbiamo poi scoperto in itinere, però non era l'obiettivo, diciamo, dell'indagine. Però assolutamente sì, cioè ti confermo che la maggior parte dei tradimenti oggi accade proprio sui luoghi di lavoro. Certo, non poteva essere altrimenti. Senti, ma in questa calda estate da che altro ci dobbiamo difendere a livello di investigazioni private? Cosa vi chiedono di fare con sto caldo? Allora, adesso purtroppo ci chiedono, e proprio in questo momento sono momenti caldi, tutte le infedeltà aziendali. Ahimè, le persone che ovviamente sono stanche, vogliono andare in ferie, magari hanno terminato le ferie, ahimè si inventano, sbagliando, consigli che do apertamente a chi ci ascolta, la malattia, l'infortunio, la malattia, il permesso per accudire il parente, quindi l'uso scorretto permessi legge 104, insomma, state attenti. Oddio, il mio lavoro, però i datori di lavoro sono molto 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 attenti, perché sanno che la maggior parte delle richieste che arrivano adesso, dei certificati di malattia, purtroppo sono falsi. Quindi noi siamo lì con la mia squadra, i miei ragazzi, che tra l'altro poverini, lavorano anche in situazioni abbastanza anche, no, di caldo durante il giorno, sta a fare un pedinamento sotto 35 gradi, non è proprio, no, il massimo. Direi di no, mentre gli altri sono in costume, e siamo lì che dobbiamo certificare delle situazioni di infedeltà, perché ci sono i dipendenti che appunto non sono malati ma sono in vacanza. Quindi queste sono sicuramente le richieste che in questo periodo non si fermano. Ecco, tanto per gradire. E allora, Sì. buon lavoro, una buona dose di protezione Grazie. 50 e possibilmente delle Birkenstock per i tuoi collaboratori. Assolutamente sì, assolutamente, in dotazione, il kit dell'investigatore sotto l'ombrellone, assolutamente Ecco, ma sì. una curiosità, ma l'investigatore Dimmi. con la barba finta e la macchina fotografica nell'occhiello esiste ancora o no? No, assolutamente no. Esistono delle ragazze molto giovani, dei ragazzi molto giovani, che cambiano col cappello, pettinatura, con gli occhiali da sole, ma la barba l'abbiamo ormai mollata, anche perché con gli strumenti che abbiamo oggi, il zoom di telecamere, macchine fotografiche, siamo molto, diciamo, aiutati, quindi abbiamo bisogno di palesarci poco, diciamo, per fare quello che dobbiamo fare. Quindi assolutamente no. Ecco, una bella ragazza con una in pareo, in costume, potrebbe essere un agente investigativo. Ecco, tanto per Se mi diamo gradire. terrore sulle spiagge italiane. Ecco, state attenti a questi incontri alle Kiss Cam. Grazie. Grazie a te, buona estate. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
weary night. Seems like nothing's going right. Won't you tell me, honey, how can I go on here without you? Yes, I'm down and feeling blue, and I don't know what to do. Oh, ring, ring, why don't you give me a call? Ring, ring, let me sound of them all. Ring, ring, I stare at the phone on the wall, and I sit all alone impatiently. Won't you please understand immediately? So ring, ring, why don't you give me a call? So ring, ring, why don't you give me a call? You are here and now you're gone. Hey, did I do something wrong? I just can't believe that I could be so badly mistaken. Was it me or was it you? Tell me, are we really through? Won't you hear me crying? You will know that my heart is breaking. Please forgive and then forget, or maybe, darling, better yet. Oh, ring, ring, why don't you give me a call? Ring, ring, let me sound of them all. Ring, ring, I stare at the phone on the wall, and I sit all alone impatiently. Won't you please understand the need in me? So ring, ring, why don't you give me a call? So ring, ring, why don't you give me a call? Oh, ring, ring, why don't you give me a call? So ring, ring, why don't you give me a call? Ring, ring, why don't you give me a call? Telefona, telefona, per quale motivo non alzi la cornetta? Ecco appunto, 0292947222, il telefono da adesso è aperto, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, alle 11:48 minuti e 30 secondi sulle nostre magiche onde con Capitaneria di Porto. Ladies and gentlemen, mi pare che le parole di Valentina Tarricone siano state abbastanza esemplificative della vicenda, quindi siate discreti e soprattutto fuori dall'orario di lavoro e al lavoro, perché effettivamente quando succedono queste cose in un'azienda, diciamo che cominciano a venire fuori tutta una serie. A me è capitato una volta, no, non a me personalmente. A me capitò che in un posto dove per qualche tempo ho lavorato ci fu una situazione del genere e effettivamente questa cosa riverberava e non poco sulla serenità del lavoro di tutti quanti, ma acqua passata non macina mulino. Bene, 0292947222, questi erano gli ABBA appunto nel 1973 con Ring Ring, e noi procediamo in attesa delle vostre telefonate dando un'occhiatina alle zappe che avete mandato. Abbiamo qualcuno che scrive senza firmarsi e interviene su quello che dice Lorenza Morello a proposito della TAV in Val Susa. La signorina si dimentica che il TAV non serve perché l'alta velocità con Parigi già c'è. Allora, non c'è l'alta velocità con Parigi, c'è un treno ad alta velocità che può funzionare anche sulle linee a bassa velocità e appunto la Torino-Lione non esiste ancora a livello di alta velocità, perché una linea ad alta velocità è una linea il più possibile rettilinea, per quanto possibile, con dei raggi di curvatura molto ampi. Pensate che la direttissima Firenze-Roma, che è stata la prima linea ad alta velocità fatta qui in Europa, c'ha raggi di curvatura di 5.400 metri, quindi provate a immaginare come sono
lente, ampie le curve di una linea così, e viaggia il più possibile, diciamo, a quote costanti e garantisce una velocità minima di almeno 250 all'ora, perché in Europa la soglia minima per parlare di linea ad alta velocità è 250 km l'ora. Ora, pian piano sono stati sviluppati altri treni e altre linee che permettono i 300 all'ora, addirittura si sono fatte delle prove sulla Torino-Milano ad alta velocità per portare la velocità dei treni a 350 all'ora. Sono state fatte delle prove notturne qualche anno fa, ma il Ministero dei Trasporti al tempo ritenne che il gioco non valesse la candela, perché per guadagnare qualche minuto in meno il treno doveva consumare uno sproposito di corrente elettrica, e quindi non si è portata l'alta velocità in Italia fino a 350, se no noi saremmo stati la nazione con l'alta velocità più veloce del mondo. Poi qualcuno dirà, ma i cinesi vanno a 600 all'ora, quello è il maglev, che è un altro tipo di treno veloce. Vabbè, comunque, altra zappa che è arrivata al 346, 340 965, oddio, mi sono dimenticato improvvisamente il numero delle zappe, com'è possibile? 340 670 9659, ecco qua. Andiamo a dare l'altra occhiata a quest'altra zappa mandata da Soraffa. Per i manifesti si va all'ufficio politico del proprio comune, si comincia a chiedere quanti spazi riservati ci sono, dove sono, se si vuole procedere liberamente per attacchinaggio, se no ci si fa dare la... Sì, si sta riferendo alla questione dei manifesti della Lega in quel di Roma, e Matteo Salvini lo ha dichiarato pubblicamente. La Lega aveva regolarmente presentato domanda e pagato per affiggere i manifesti, che poi sono stati tirati via perché sarebbero razzisti, sarebbero cattivoni, brutta gente, gli puzzano i piedi. Io penso che sottolineare il fatto che ci sia un provvedimento per tirar via chi occupa abusivamente le case non sia qualcosa di razzista. Poi ognuno sceglie di stare dalla parte che più preferisce. Diamo un'occhiata anche alle agenzie. Nel frattempo si sono fatte le 11:53 sulle nostre magiche onde. L'ANSA apre con Mosca, che stila una lista di russofobi, c'è anche Mattarella, la Farnesina convoca l'ambasciatore in Italia, il Ministero degli Esteri pubblica un elenco di dichiarazioni di dirigenti di vari paesi occidentali presentati come esempi di hate speech. La frase del Presidente della Repubblica finita nel mirino è quella pronunciata a febbraio dall'Università di Marsiglia. Nel mirino anche discorsi di Macron, Merz, Callas e Rutte. Continua la guerra asimmetrica dei russi contro l'Occidente. Il sisma, terremoto di magnitudo 8,7 in Kamchatka, allerta tsunami, onde fino a 4 metri in Polinesia. I migranti, la Sea-Watch, un momento che è apparsa qui una pubblicità, Sea-Watch, 2 bimbi morti e un migrante disperso al largo della Tunisia, Frontex è andato via, dati Istat, il PIL frena, meno 0,1 nel secondo trimestre. La musica perde un grande campione, Livio Macchia, chitarrista e fondatore dei Camaleonti, che se n'è andato a 83 anni, un mese fa l'ultimo concerto, domani li ricorderemo a dovere, i Camaleonti con il buon Livio Macchia. L'ennesimo attacco, ucciso dai coloni l'attivista palestinese di No Other Land. Il giornalista Auda Hatalin aveva appena contribuito alla realizzazione del documentario premio Oscar. Andiamo a dare anche un'occhiata a quello che succede nel mondo, a quello che succede fuori dai nostri confini nazionali. Ecco qua la BBC. Lo tsunami, apre con questa notizia, lo tsunami raggiunge le Hawaii e la California nel momento in cui il terremoto al largo della Russia innesca delle evacuazioni su entrambe le rive del Pacifico. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo dunque. Intanto il riassunto è questo, che le prime onde sono state innescate da un terremoto di magnitudo 8,8 al largo delle coste russe e hanno raggiunto le coste degli Stati Uniti e in particolare delle Hawaii e della California. Ancora, il terremoto ha colpito a 00:25 orario britannico, quindi l'1:25 di stanotte ora italiana,
si ritiene sia uno dei più potenti mai registrati sinora. Milioni di persone hanno ricevuto l'ordine di evacuare in Giappone, Russia e in alcune parti appunto della costa occidentale degli Stati Uniti. In Giappone parliamo di 1.900.000 persone e un'onda di tsunami alta 1,30 m ha raggiunto la prefettura settentrionale di Iwate, questo secondo l'agenzia governativa del meteo giapponese. Una compagnia britannica di crociere che sta facendo un giro attorno alle grandi isole delle Hawaii dice alla BBC che tutti quanti sono scappati a bordo della nave nel momento in cui le sirene hanno cominciato a suonare, a dare l'allarme tsunami. Allora, intanto nelle Filippine sono stati cancellati gli avvisi tsunami perché il locale Dipartimento di Scienza e Tecnologia dicono in un aggiornamento che non ci sono dei livelli significativi del mare o di onde di tsunami distruttive, per cui le Filippine tirano un sospiro di sollievo. Lo diciamo per chi eventualmente ci stesse ascoltando da lì. Per quanto riguarda invece le onde al confine tra California e Oregon, a Crescent City, nella California settentrionale, risulta che l'altezza delle onde è 1,9 m, secondo il National Tsunami Warning Center. L'avviso tsunami resta comunque in vigore da Capo Mendocino fino al confine con l'Oregon. Ad Arena Cove le onde hanno raddoppiato la loro altezza da 0,48 cm a 0,90 nell'ultimo aggiornamento. Per quanto riguarda invece il Giappone, l'area colpita dallo tsunami in Giappone è assolutamente vasta, dice ancora la BBC. Siamo al momento a metà a livello medio del sistema di allerta del paese, ma alla gente viene detto di stare molto attenti a quello che succederà alla fine della giornata, perché l'impatto completo, l'impatto totale dello tsunami diventerà più chiaro in poche ore. Le onde più alte che sono state registrate fino ad ora sono 1,30 m, le autorità dicono però che potranno arrivare fino a 3 metri d'altezza. Avvisano anche che quando lo tsunami coincide con l'alta marea, l'acqua può raggiungere dei livelli molto più alti, per cui la gente è invitata a stare molto attenta, anche se il mare per il momento appare calmo. I residenti nelle aree colpite sono stati invitati a non lasciare i piani più alti e più in generale di seguire gli avvisi che vengono emessi dal governo. La gente addirittura si è messa in zone come ad esempio Hokkaido, sono addirittura saliti sui tetti delle case. I treni sono fermi, alcuni voli, o meglio, le linee principali dei treni sono state fermate, quindi lo Shinkansen, l'alta velocità giapponese, è ferma, a quanto pare di capire, e alcuni voli sono stati cancellati. Il Giappone ha sperimentato molti terremoti nel passato, è il paese dei terremoti, per cui i sistemi di avviso sono molto sviluppati e tu ricevi costantemente degli avvisi sul telefonino. Per quanto riguarda l'impianto nucleare di Fukushima, gli operai sono stati evacuati, ma non ci sono stati malfunzionamenti, anormalità o fughe, per cui per il momento le cose sembrano sotto controllo. Anche la Colombia ha emesso ordini di evacuazione per quanto riguarda la costa del Pacifico, in particolare Chocó e Nariño sulla costa est della Colombia hanno ricevuto l'ordine di evacuare le spiagge, le aree della costiera, questo secondo l'Unità Nazionale Colombiana per la gestione dei rischi disastro. L'agenzia dice di allontanarsi dalle coste e di passare nelle zone sopraelevate, nelle zone di territorio ovviamente molto più alte del livello del mare. Questo è quello che sta succedendo per adesso. A Guam, dove c'è una grossa base militare americana, non ci sono ulteriori avvisi tsunami, insomma la cosa sembra essere
passata. Alla gente alle Hawaii è stato detto di poter tornare tranquillamente a casa perché comunque si è abbassato il livello di allerta e insomma questo è quello che accade in questo, su questo pianeta alle 12:37. Noi adesso ci fermiamo, pausa, un breve annuncio e poi torniamo con Lucio Battisti, La canzone del sole 1971. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai? Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei, che importa tanto, tu non me lo dirai purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde noi, le rocce il bianco fondo, di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano, ti cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, fermati prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai, non so chi sei, non so tu chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa? Cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi? La fiamma è spenta o è accesa? Oh mare nero, mare nero, mare nero,
Tu eri chiaro e trasparente come me. Mare nero, mare nero, mare nero. Tu eri chiaro e trasparente come me. La luce si diffonde tutto intorno a noi, le ombre di fantasmi della notte sono alberi che studia ancora il fiore, sono gli occhi di una donna ancora pieni d'amore. C'è poco da fare. Quando arriva Lucio Battisti, meglio fare silenzio e ascoltare ad orecchie bene aperte per il più grande, veramente il più grande artista della musica leggera italiana del XX secolo, per quanto mi riguarda. Sì, parlano, dicono, fanno, ma il migliore resta lui, lo ha detto pure David Bowie, il Duca Bianco, non ho altro da aggiungere visto quello che ha detto lui. Qua siamo nel 1971, avete ascoltato appunto La canzone del sole, scritta ovviamente da Giulio Rapetti in arte Mogol, le 12, 7 minuti e 24 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto con Antonino Danna al microfono con voi. E adesso io apro il mercatello. Il mercatello, lo abbiamo detto già lunedì, appunto, non è un posto di scambio, è appunto questa idea di posto dove ci si ritrova d'estate a far casino, a vedere che cosa si trova sulle bancarelle. Ecco, sulle bancarelle, visto che abbiamo parlato visto che abbiamo parlato di Raoul Bova, c'è Cornavissute. Accanto a Cornavissute state vedendo delle fotografie che però queste le mostreremo dopo, regia per favore, se no mi sa che sconsacriamo il lavoro del nostro amico. Ecco, per adesso abbiamo la saga di Cornavissute del Montatore. Allora, di che cosa parliamo in quest'oggi? Parliamo di una cosa che oggi non esiste più anche perché negli anni '80 c'è stata la grande diffusione del porno in VHS, oggi poi siamo arrivati a OnlyFans, quindi tutta questa roba qui che stiamo per raccontarvi è roba che non fa nessun effetto e che anzi è molto ingenua rispetto a quello che si trova oggi in giro. Cosa sono Cornavissute? Cornavissute era un fumetto che è stato stampato tra il 1981 e il 1998, nel quale, prendendo tra l'altro ispirazione dal Decamerone di Boccaccio, si raccontavano delle vicende di tradimenti e chissà che numero di Cornavissute verrebbe oggi con la storia di Raoul Bova, amici miei, ma non dell'avventura. Queste erano le famose pubblicazioncelle che si trovavano un tempo in edicola e che ora non esistono più. Tra l'altro, questo genere di fumetti sono dei fumetti che sono nati sull'onda di un mutamento sociale che c'è stato negli anni 60 in Italia, perché negli anni 60 il fumetto era prevalentemente un passatempo per bambini. Sarà alla fine degli anni alla metà, fine degli anni 70 che Umberto Eco sdoganerà il fumetto dicendo no, è una forma di letteratura, di arte, di cultura. All'interno di questa letteratura c'era anche la letteratura, diciamo così, licenziosa, che, torno a ripetere, rispetto a quello che si trova oggi in giro è roba all'acqua di rose. Cornavissute è stato probabilmente uno dei titoli più conosciuti, e l'altro che state vedendo è Il Montatore. Il Montatore
lo ricordiamo per un motivo molto semplice: era disegnato, le sue copertine erano disegnate niente meno che da un grande artista quale Milo Manara. E per chi ci sta seguendo sui canali video noterà la somiglianza del montatore, di questo appunto operaio che viveva poi delle avventure boccaccesche in giro per il mondo, con Lando Buzzanca. Tant'è vero che Lando era a quel tempo, tra l'altro, la star dei film di serie B, perché nei film di serie B lui rappresentava il Don Giovanni per eccellenza. Se poi vi guardate un film come L'arbitro del 1974, se non sbaglio su Netflix dovrebbe essere, ma credo ci sia forse pure su Rai Play, potete controllare. L'arbitro, questo film del 1974, è uno degli esempi del cinema di Lando Buzzanca degli anni 70 e lui era questa figura di grande amatore che poi viveva delle avventure, diciamo così, a metà tra il discutibile, il boccaccesco e il divertente, e poi alla fine dei 70 lo misero da parte, tant'è vero che per molto tempo Lando Buzzanca è stato ignorato dal cinema italiano, anche perché Lando Buzzanca era un uomo schiettamente di destra e non faceva mistero di essere uno di destra che votava per il Movimento Sociale, tanto per chiarirci. Questi fumetti, vi ripeto, questi fumetti ormai sono chinchiaglierie, roba che non ha più alcun peso, effetto, quello che volete voi, ma rappresentano una parte dell'evoluzione del costume italiano. Tra l'altro l'editore, diciamo così, l'editore di questa roba era Renzo Barbieri, che aveva fondato prima l'editrice 66 e poi era diventata Edifumetto negli anni 70, che aveva portato a tutta questa serie di testate che avevano tra l'altro dei titoli anche abbastanza goliardici. Questi sono quelli più presentabili, ovviamente gli altri non ve li possiamo presentare. Era un altro mondo, era un altro modo anche di vedere la società. È chiaro che oggi in un mondo così queste pubblicazioni sarebbero quantomeno irrise, se non derise, per la futilità della trama, per quello che ci si trova dentro. Erano però disegnate da dei grandi disegnatori del fumetto che hanno lavorato anche al di fuori del fumetto cosiddetto erotico, come veniva chiamato allora. Tra l'altro, alla metà degli anni 70, non tanto questi fumetti quanto altre pubblicazioni furono al centro di un famoso processo che si svolse a Milano, che coinvolse questo dottor Viola. Ne parlò anche Umberto Eco, appunto, di questa cosa, perché il dibattito fu: questa roba va vietata perché pornografica, perché sapete anche che la Costituzione vieta appunto le pubblicazioni contrarie al buon costume, o invece sono delle pubblicazioni a carattere artistico? Perché la tesi che venne adotta dal professor Viola fu: no, questa roba rappresenta sostanzialmente l'eros nelle sue varie forme, quindi non è qualcosa di morboso, ma è qualcosa che può essere diciamo considerato come artistico. Giudicate un po' voi. Certo è che tutta questa roba qui ormai è completamente sparita dalle edicole, anche se c'è stato qualche tempo fa una sorta di riedizione di Cornavissute, stavolta con delle copertine disegnate dall'immenso Daniele Caluri, che è un altro grande disegnatore di fumetti, che viene anche dalla scuola del Vernacoliere e che fa delle cose molto pregevoli. Adesso possiamo chiudere il mercatello e c'è una zappa, intanto, prima di mostrarvi quest'altra cosa che ci ha mandato questo nostro ascoltatore. È arrivata una zappa, aspettate un attimo che la recupero, eccola qui. Buongiorno grande Antonino, buongiorno a te, che bello risentirti da quando non fai più la levataccia al posto di Sammy. Ma non ho capito, in questa trasmissione estiva, come nella rassegna stampa, possiamo fare body shaming sulla Fiat Multipla? Saluti Stefano, ti abbraccio. Beh, mi pare ovvio che sì, la prima serie, perché la seconda serie era abbastanza guardabile. Accanto a questo, io voglio ringraziare un nostro ascoltatore che ha telefonato lunedì nella prima puntata di Capitaneria di Porto, il nostro Marco da Settimo Torinese.
Marco, io ti voglio ringraziare perché lui ci ha mandato le fotografie, gli screenshot di questa installazione dedicata alle ferie degli italiani negli anni 60-70 che ha realizzato su Second Life e su queste piattaforme che creano questi mondi virtuali. Regia, se siete pronti, le proiettiamo pure, grazie, perché eccole qua. Allora, vi voglio leggere che cosa c'è scritto Simone, spiegando il senso di questa installazione che voi state vedendo sui canali video della radio e che naturalmente noi vi raccontiamo, per chi ci segue invece attraverso lo strumento tradizionale, sono delle immagini che rappresentano le Fiat 500 sull'autostrada, la gente sotto l'ombrellone in bianco e nero, insomma quel clima di vacanze che sono state spensierate tra gli anni 60 e 70, il canotto che anche negli anni 80 spadroneggiava, infatti nell'81 Renato Zero fece pure quel pezzo Galeotto fu il canotto, non so se ve lo ricordate. Allora, cosa ha scritto il nostro Marco da Settimo Torinese? Negli anni 60 e 70 del XX secolo, il 1 agosto l'Italia chiudeva. Nelle città del nord chiudevano le fabbriche, gli uffici, i negozi grandi e piccoli, iniziavano le ferie. Gli italiani partivano in massa per raggiungere le località di mare, la montagna allora era meta solamente per pochi veri intenditori oppure per i più squattrinati, o per tornare nella terra natia al sud e centro Italia. Il viaggio non era certo facile, interminabili code di automobili congestionavano le autostrade in direzione del mare, dei campeggi, degli hotel in riviera, oppure in direzione sud, percorrendo la A1 o la via Aurelia, oppure le statali lungo l'Adriatico, insieme a qualche milione di italiani che prendevano letteralmente d'assalto i treni per il sud, tutti ansiosi di raggiungere la famiglia natia. I giornali, i pochi telegiornali, i giornali radio, in quel tempo c'era solo la RAI, si riempivano di articoli e servizi relativi all'esodo, parola biblica abusata allora come ora, degli italiani per le agognate ferie. Quella parola esodo era una vera e propria allegoria del viaggio e dell'avventura di quelle partenze e di quelle ferie. Anche i veicoli con cui si andava in ferie erano vari, ma la maggior parte degli italiani di quei tempi partiva con le piccole utilitarie, la mitica Fiat 500 per lo più, oppure con i motorini, principalmente la sempreverde e mitica Vespa, anche se c'era già qualcuno che poteva tranquillamente sfidare i selvaggi rider americani. Partire con la 500 carica di familiari e bagagli ammonticchiati senza regole e col portapacchi sul tetto sormontato da un altro mucchio selvaggio grande come tutta la macchina, oggi non è più possibile. Ma allora era la normalità. Un viaggio avventuroso e romantico, molto felliniano. Questa installazione, che ha realizzato appunto il nostro amico Marco da Settimo Torinese, Marco sei invitato a palesarti allo 0292947222, questa installazione vuole essere un tributo con quel giusto pizzico di nostalgia a quei viaggi, quelle avventure, quel periodo importante per la storia d'Italia. Ci deve ricordare che ci si può accontentare e gioire di quanto si ha, di quanto ci si è giustamente guadagnato, piuttosto che vivere nella perenne e stressante ricerca del troppo superfluo, tanto desiderato, ma anche tanto effimero. Io non so come ringraziarti per queste immagini che ci hai mandato, per questa tua disponibilità, caro Marco, insomma, mi sembra che, ecco, se voi avete questi ricordi, mandateceli nella zappa, scriveteli, fate un file, lo buttate giù nella zappa al 340 670 9659, specificate che è per Capitaneria di Porto o per me e io avrò modo anche di leggervi in diretta, insomma, raccontateci queste vostre vacanze, qual è stata l'estate migliore o che più ricordate della vostra vita? Ecco, raccontatecelo e noi vi porteremo dentro il mercatello di aria, di aria fritta, sì, dentro il mercatello di Capitaneria di Porto e racconteremo le vostre i vostri ricordi, le vostre sensazioni. Bella anche questa installazione dove si mostrano le colonie marine. Le colonie marine, quanti di voi sono stati nelle colonie marine? Io sono stato perseguitato per anni dalla minaccia di andare l'estate alla colonia Borca di Cadore per i dipendenti, per i figli dei dipendenti dell'ENI. Grazie a Dio non mi è mai capitato. Non so voi, ma comunque. C'è Marco al telefono, pronto? Pronto, ciao! Ciao a Maestro, tutti. un grande lavoro, complimenti.
Ma Davvero era come io mi ricordavo le vacanze. Poi non so se hai visto che tra le varie foto ce ne sono anche di foto a colori. Sì, sì. Ce n'è una a colori. Ecco, quello sono io. Il Quello sul bimbo canotto? di quelle foto sono io. Ah, bene. Sei quello sul canotto, immagino, no? Sì, quello sul Vabbè. canotto, sì. Ah, guarda, manca a farla apposta. E dov'eri Sì, qua sul canotto? ad Andorra Marina. Ah, che bello. Colonia o No, gita familiare? campeggio. Ah, bello. Solo Beh, che sì, quel d'altronde. campeggio dove andavamo è sparito già da almeno 20 anni, se non 30, quindi no, 20 anni diciamo. Mamma mia, Comunque lì credo che fosse nel 1970 o nel 69, lì la foto del canotto proprio. Niente di meno, proprio l'estate della luna, il 1969. Poi vabbè, oggi c'è gente che si permette di scrivere che non è vero niente usando uno smartphone che è evoluzione del computer dell'Apollo 11, ma questa è un'altra storia. Vabbè, questa è Immagino un'altra che tu storia. non ricordi la notte della luna. Sì, ricordo perché ho visto i documentari poi alla fine degli anni 70, perché sono del 67, quindi ricordo molto poco di quelle cose lì, avevo 2 o 3 anni ed è difficile, però poi già alla fine degli anni 70 c'erano tutti i documentari della NASA che venivano dati già anche dalle prime televisioni private, ma principalmente dalla Rai, perché era il principale attore, cominciavano a uscire le TV private già alla fine degli anni 70, no? Però si era appena passate al colore, mi ricordo, e quindi diventava una bella sfida, no? Sì, ha voglia. Comunque lì in questa installazione praticamente ho voluto, cioè, intanto l'area completa è un enorme racconto su come io vedo Torino, no? E chiaramente le vacanze degli italiani coinvolgono Torino perché era una delle grandi città da cui si partiva in quegli anni, no? Quindi oppure si andava, come dici tu, in colonia per i figli degli operai più che altro, Dei dipendenti, perché dipendenti, ma per la Fiat si trattava più che altro per i figli degli operai, quindi era e anch'io ho frequentato le colonie Fiat a Castiglione della Presolana e a Marina di Massa, figurati. Ah, ecco. Ecco, per non farsi mancare niente, direi. No, Ma no. com'era la vita in colonia? Perché, ripeto, per me è rimasto un oggetto misterioso. Allora, la vita in colonia era una vita molto, molto regolare, perché come se fosse in caserma, perché ti alzavi, ci si alzava tutti alla stessa ora, bisognava vestirsi, avevi tot tempo per vestirti e lavarti, poi bisognava mettersi in schieramento, si andava a fare merenda, cioè, o meglio colazione. Poi, per esempio, a Castiglione della Presolana si facevano i giri a piedi consentiti sui sentieri collegati con la colonia. A Marina di Massa si andava in spiaggia, ma la spiaggia era chiusa, quindi non potevi neanche andare in mare a quel tempo, e la piscina che c'era era quasi sempre vuota, quindi non facevi neanche il bagno. Almeno quando ci sono stato io era così. Poi, ripeto, una vita molto regolata, all'ora tale c'era questo, all'ora tale c'era quello, cioè, quindi era una vita da caserma, si può dire. Ma che vi davano da mangiare? Ma allora, a Castiglione della Presolana si mangiava bene, perché c'erano tutti i salumi della zona, c'erano i formaggi
buoni, freschi, sia freschi che stagionati, però comunque quelli della zona, sì. Poi vabbè, pasta asciutta, riso, quelle cose lì. Si mangiava anche un po' di carne, non tanto, no? Però comunque si mangiava anche la carne, bisognava mangiare la verdura perché eri obbligato a mangiare la verdura, perché le assistenti ti obbligavano praticamente a mangiare tutto, dovevi spazzolare quello che ti mettevano davanti praticamente. Mamma non è mia. che ci fosse tanta scelta. Mamma mia. Facevano E c'erano punizioni? Che mi ricordi io, no. Però qualcuno sì, veniva messo in castigo, magari veniva penalizzato durante i giochi, cioè veniva tenuto fuori dai giochi, doveva guardare gli altri. Quelle erano le punizioni. Capito. Praticamente, cioè eri escluso da un'attività per un certo periodo di tempo. Quella era l'unica punizione che c'era, ma mangiare guai, no? Ti facevano mangiare comunque. Mamma mia, questa cosa che ti imponevano il mangiare è pazzesca. Vabbè, però era un modo anche per aumentare sia il rispetto dei ragazzi verso chiunque, e sia per educarsi a mangiare tutto, perché in quegli anni non è che ci fosse una grande abbondanza. Capito. E quando in colonia ti davano da mangiare tutte le cose necessarie, no? Era un lusso rispetto magari a casa, dove magari una volta dovevi saltare il primo, una volta dovevi saltare la carne, o non c'era abbastanza da mangiare, no? In colonia il mangiare era abbondante, infatti eri sempre, almeno io parlo di Castione della Presolana, infatti eri sempre invitato a fare il bis. Passava la cuoca col pentolone per chiedere se volevi il bis di qualcosa, no? Quindi era una specie di era un istituto anche educativo, se vogliamo. Capito. Senti, io devo chiudere, però ti pongo una domanda. Ma come quando si va a militare, resta qualche amico o non c'è più nessuno, non hai più incontrato nessuno di quelli che hai conosciuto in colonia? Delle colonie non ho più incontrato nessuno. Magari se in alcune circostanze ti puoi anche fare degli amici, però sono sempre degli amici di passaggio, vacanzieri, anche perché Capito. in colonia ci stai un mese, a militare ci stavi un anno. Senti, allora io ti ringrazio Marco, veramente, e grazie anche per essere stato gradito ospite con la tua installazione quest'oggi, per cui al piacere di risentirci presto, d'accordo? Grazie a te, ricordo solo che se qualcuno vuole venire a vederla in diretta mi contatta, il mio avatar è Rubin Maio, mi può contattare sia su Facebook che su Second Life che su Craft World, dove c'è effettivamente l'installazione. Va bene, molto bene. Ok, noi chiudiamo qua la nostra trasmissione, adesso ci salutiamo con Fausto Papetti. It never rains in Southern California, non piove mai nella California meridionale, del 1973, dalla raccolta numero 17, per chi volesse cercare la copertina. Siccome non ci facciamo mancare niente, il comune di Genova si è schierato a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina. Questi, anziché occuparsi di strade, buche e quant'altro, pensano di fare la politica internazionale. Ma avremo modo di parlarne. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Appuntamento a domani 10:35 sulle nostre magiche onde. E ricordate, vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.